Cari telespettatori, ben ritornati. Siamo insieme in diretta, quindi come sempre potete telefonare, mandare i vostri messaggi, partecipare ai nostri approfondimenti in studio. Lo vedete dal titolo che vuole essere come sempre un po' una provocazione, una riflessione su una situazione esistente. Italia, il nostro paese, c'è posto oppure no per fare impresa, per lavorare, per tutti? Se la volta scorsa abbiamo cercato di provocare le vostre relazioni relativamente ai provvedimenti urgenti, indifferibili assolutamente nei confronti dei giovani, giovanissimi, perché poi si parlava che assolutamente bisogna trovare lavoro tra i 15 e i 25 anni e molti giustamente hanno reagito perché hanno detto non mi sembra questo il problema in questo momento, forse sono altri che hanno bisogno di trovare lavoro che non i quindicenni, ma tant'è, dobbiamo tenerci anche le direttive dell'Europa che ci vorrebbe portare a dei livelli di percentuale molto più alti di quelli attuali dell'inoccupazione. Questa volta invece puntiamo l'attenzione sul fatto che effettivamente nel nostro paese è estremamente, sempre progressivamente più difficile fare impresa, mantenere le imprese, portarle avanti e far sì che i lavoratori possano svolgere il proprio ruolo. Tutti quanti noi cittadini possiamo sostanzialmente vivere perché senza possibilità di occupazione e di lavoro costante nel tempo, non saltuario così che non si combina proprio niente, si tappano i buchi, non può muoversi un'economia, che dir se ne voglia, e i dati sono eclatanti. Abbiamo i dati di Unioncamere del Veneto che dice che nel primo trimestre del 2013 sulla base delle indagini di Veneto Congiuntura la produzione industriale ha mantenuto una tendenza negativa con un calo del meno 2,9% rispetto all'anno precedente, la variazione congiunturale è stata del meno 1,4%. Come imprenditore e anche come politico. Beh, innanzitutto vorrei dire una cosa sulla produttività. Non è che i lavoratori italiani siano meno abili di quelli del resto d'Europa. La produttività cala anche perché cala la produzione industriale. Se una catena di montaggio è costretta a lavorare al 60-70% delle proprie possibilità, anziché al 100 o al 110% cercando di essere il più efficiente possibile, sappiamo automaticamente che crescono i tempi morti e quindi c'è anche un decadimento di quella che è la produttività. Quindi il decadimento della produttività viene anche dal fatto che c'è meno lavoro e questo è un fatto fisiologico. Un altro problema della produttività è quello che in Italia mancano gli investimenti, perché la produttività cresce ed è massima quando ci sono grandi investimenti in ricerca e innovazione. È chiaro che se noi continuiamo a fare col badile quello che potrebbe essere fatto con dei macchinari industriali particolarmente evoluti, la situazione è completamente diversa. Quindi l'unico sistema per aumentare la produttività da questo punto di vista è quello di investire, fare investimenti. Certo c'è da chiedersi qual è il motivo, qual è l'attrattiva per cui un investitore italiano, un capitalista italiano oppure un capitalista europeo o internazionale dovrebbe venire in Italia a fare quello che potrebbe fare da qualche altra parte del mondo. Con la globalizzazione è nato quello che fino a 10 anni fa non c'era, che è la concorrenza tra gli stati. Con il crollo del muro di Berlino si è aperta tutto l'est dell'Europa, sono entrati dei paesi a basso costo del lavoro nella filiera produttiva che hanno scardinato tutte le nostre certezze. Questo è un fenomeno globale e inevitabile. Cambiare anche il clima politico, perché la politica deve cominciare a preoccuparsi degli imprenditori in maniera molto come dire, molto più centrale. C'è anche un clima sfavorevole. L'imprenditore recentemente è stato visto come un evasore fiscale, si sente questo clima di tensione, assolutamente, si è anche voluto vederlo. Soprattutto nei confronti degli imprenditori del nord-est. E poi naturalmente c'è il problema del credito, perché e questo ce lo stanno scrivendo i nostri telespettatori. Perché abbiamo visto che le banche si sono riempiti per i ben noti motivi di titoli di Stato, questa stretta del credito ormai è insopportabile e non fa altro che essere un problema. Cioè, se io voglio fare qualcosa devo avere tutti i soldi, questo non è possibile. Non esiste al mondo nessun imprenditore che ha capitali tali da poter investire. Se c'è, lo fa. Se non c'è il problema che ci sono le persone che hanno le buone idee, che devono riuscire a trovare capitali. L'imprenditore può essere anche una persona che non ha capitale.
Assolutamente. Detto questo, Guarda, sì, per quanto riguarda la tassazione sulle imprese, diciamo che dal nostro punto di vista l'economista sfonda una porta aperta. Sappiamo che è uno dei punti programmatici del nostro movimento, però nel caso particolare dell'impresa veneta che è implicata in questa vicenda di delocalizzazione, mi piange il cuore perché vedere un trasferimento di produzione che dal Veneto su un'impresa sana che produce, dove ci sono delle persone che vogliono solo fare il proprio lavoro, a me francamente mi piange il cuore perché io faccio capannoni, ok? E i capannoni sono la casa dell'uomo. I miei clienti sono i miei amici, quindi io entro, se non vedo un macchinario che funziona, se non parlo con una persona che lavora attorno a risolvere qualche problema, io non mi diverto. Quindi conosco benissimo queste realtà, le vivo tutti i giorni e mi sembra che da questo punto di vista industriali, sindacati e i lavoratori in questo momento particolare dell'economia siano tutti quanti sulla stessa barca. Quindi per una volta noi dobbiamo cercare di fare sistema affinché le imprese del Veneto restino qui. Servono sicuramente degli strumenti aggiuntivi che noi non abbiamo. Penso per esempio a quello che viene fatto in Europa, che ne so, in Serbia per esempio, con la creazione di una zona franca. Mi piacerebbe che qualcuno facesse su una cartina geografica un circolo attorno a Quarto d'Altino e dicesse: questa è una zona di eccellenza dove ci sono delle produzioni industriali strategiche, perché pensare che una fabbrica del Veneto produce e questi prodotti industriali non vanno a finire su un paese sottosviluppato, ma vanno addirittura negli Stati Uniti, questo la dice lunga su quello che stiamo producendo in questo momento. Quindi una zona franca dove per esempio per un certo numero di anni può esserci un abbattimento del costo del lavoro, un abbattimento dell'IRAP, che sappiamo che l'IRAP è la più perniciosa delle tasse perché ha una componente che va a misurare la tassazione sul costo del lavoro, come dire, più persone assumo più ti tasso, è una follia, una cosa di questo genere. Se riuscissimo a mettere in atto degli strumenti di questo tipo, sicuramente potremmo fare un'offerta ad un'impresa internazionale per esempio mantenere una parte della produzione qui. Sarebbe più facile trovare una cordata di imprenditori interessati a rilevare l'azienda e a portare avanti la produzione industriale. Esatto, ma è quello che il cittadino si chiede: è mai possibile che non si trovino imprenditori interessati? Perché se parlassimo di un'azienda che ha dei problemi, che ha un carico di dipendenti, che deve fare contratti di solidarietà, che tutto quello che vuoi è oppure la politica ha il compito di creare le condizioni perché questo si verifichi, perché io sono generalmente contrario all'economia sovvenzionata, cioè gli imprenditori si devono arrangiare a trovare i capitali e a lavorare bene, però la politica deve fungere da catalizzatore, deve creare le condizioni perché questo si verifichi e noi cittadini veneti, chiaro che il nostro è un movimento politico autonomista, anzi indipendentista, mette il dito nella piaga da questo punto di vista. La politica in questo momento non sta creando delle condizioni perché nel Veneto resti il lavoro. Il Veneto non era una realtà industriale fino agli anni 60, lo è diventata successivamente. Bisogna che nasca una nuova classe dirigente che mette la tutela del lavoro e della produzione industriale del Veneto al primo posto, perché noi non abbiamo materie prime, non possiamo vendere altro nel mondo che non quello che produciamo, cioè prendere qualcosa che non vale nulla, metterlo insieme, creare qualcosa che vale di più, venderlo, prendere i soldi e distribuire sul territorio parte delle risorse attraverso la tassazione in una maniera equa e ragionevole. Le imprese e i lavoratori del Veneto non sono tutelati in questo momento, non c'è assolutamente, niente da fare. no, poi il discorso automatico è, ma tra l'altro costoro che vivono alle nostre spalle, perché chi viene pagato dallo Stato sostanzialmente siamo noi che in parte contribuiamo alla loro esistenza, quindi al loro reddito. Si rendono conto che se non ci sono aziende che producono coloro che devono pagare il loro reddito, prima o poi
salta il gioco, quindi è una cosa, un altro ragionamento molto semplice, molto banale, perché alla fin fine è questo. Voi avete delle proposte comunque? Ma ho ascoltato con attenzione quello che ha detto il dottore. C'è troppa poca concorrenza, questo è un dato di fatto, punto. Non c'è niente da fare. Io mi sono, non so se posso fare una citazione autobiografica, ho chiesto a 3 istituti di leasing, proprio in questi giorni istituti di leasing comunque collegati a degli istituti bancari, un piccolo leasing per l'acquisto di macchinari industriale. Il primo istituto mi ha detto di no perché non ne voleva sapere. Il secondo mi ha chiesto delle garanzie e quando gli ho proposto come delle garanzie delle obbligazioni dello stesso istituto mi ha detto di no, cosa che mi ha fatto drizzare i capelli, nel senso che nemmeno loro riconoscono le proprie stesse obbligazioni, quindi evidentemente siamo già verso la direzione che le obbligazioni di quella banca stanno diventando carta straccia se nemmeno loro le accettano come garanzie per quello che gli chiedevo. Un terzo istituto che era dell'Alto Adige non è stato in grado di portarmi a compimento la pratica per una negligenza del personale. Naturalmente questo è un caso particolare, ma significa che non c'è sufficientemente concorrenza, perché se del personale non efficiente lavora all'interno degli istituti vuol dire che non ci sono altre alternative. Infine sono stato insieme ad un altro gruppo di imprenditori tra coloro che hanno cercato di fondare una banca di credito cooperativo. Eravamo a buon punto, abbiamo visto infinite complessità, infiniti paletti che ci hanno messo. Chi vi ha messo? Diciamo che strada facendo il capitale necessario che era stato stabilito è stato a un certo punto raddoppiato, perché chiaramente stavamo entrando su un mercato protetto, saremmo andati a toccare degli interessi di qualcuno e quindi hanno creato una situazione di questo tipo. Non c'è niente da fare. Quindi il mercato bancario italiano è un mercato protetto. Le banche italiane sono passate in pochissimo tempo a detenere da 100 miliardi di titoli di Stato a 300 miliardi di titoli di Stato. Questo è successo in meno di 2 anni, dall'inizio del 2010 alla fine del 2012, e quindi il mercato del credito in Italia si è completamente ingessato. Penso che questo sia un dato di fatto che va denunciato, va reso evidente. Non girano i soldi, non c'è possibilità di accedere al credito. Infatti da quello che ci stanno scrivendo ed è quello che sta provocando anche è una cosa impossibile. Allora, cosa ne dice? Ma è chiaro che il nostro punto di vista è diverso. Sembra che l'unità sia una condizione ineluttabile per fare massa critica. Bisogna considerare il fatto che non esiste al mondo un territorio che subisce un colonialismo fiscale come quello del Veneto. Noi sappiamo che i cittadini del Veneto versano allo Stato centrale 70 miliardi all'anno di tassazione, ne ritornano 15, 9 vanno alla regione, 6 andavano ai comuni, adesso non vanno più neanche quelli perché c'è un sistema diverso. L'Italia in teoria ci dovrebbe fare circa 35 miliardi di servizi e sappiamo che c'è un residuo fiscale di 20 miliardi all'anno. E quindi da questo punto di vista non esiste una situazione più sfavorevole dal punto di vista del Veneto, quindi è un po' difficile essere d'accordo con l'unità quando l'unità significa l'unità del mio portafoglio con il tuo, dove il mio è pieno, ti devo dare tutti i soldi e tu te li tieni, insomma, perché sostanzialmente questo è quello che funziona. È stata citata la Croazia, sappiamo che la Croazia è un paese che ha delle dimensioni che è entrata tra l'altro adesso di cittadinanza come numero di cittadini paragonabile a quelle del Veneto. Siamo confinati con la Slovenia che ha 2,5 milioni di persone, la Croazia adesso non ricordo esattamente, comunque siamo su valori molto più bassi. L'Italia relega la nostra regione in una condizione di provincialismo. Noi non siamo provinciali, abbiamo delle eccellenze. Se fossimo in grado di mettere a valere, far valere queste eccellenze, sicuramente il Veneto potrebbe essere una realtà
come già lo è in effetti, però non riesce ad esprimersi. Una realtà metropolitana diffusa di 5 milioni di persone in grado di essere capitale. Se tu riesci ad accendere all'interno di quella che è l'Italia un mercato unico dove ci sono 20 capitali che si illuminano, cambia completamente lo scenario. Tutti gli stati che hanno visto riconoscere le specificità locali, come per esempio la Repubblica Ceca e la Slovacchia, hanno visto un crescere del prodotto interno lordo, dell'economia. Sappiamo che la Slovacchia era una zona depressa. Quindi lei dice creare una situazione autonoma, a questo punto indipendente, completamente autonoma, non sì, poi andare a creare un sistema. ci si mette d'accordo e si fa massa critica su quelli che eventualmente possono essere i temi comuni da sviluppare in maniera comune. È chiaro che noi siamo contrari per esempio a un progetto di fusione delle regioni, perché già adesso subiamo il centralismo romano, figuriamoci se facessimo, che ne so, una macro regione con la Lombardia, dovremmo subire addirittura il centralismo di Milano. Cioè. Perfetto, no, chiarissimo questo, no, voglio appunto sentire anche il punto di vista, se questo si realizzasse, che cosa comporterebbe economisticamente, quindi una valutazione molto tecnica. La sua idea, cosa risponde alla signora? Perché poi la provocazione, cioè quello che ha detto lei, manca denaro per creare questa autonomia, dopo sentiamo. Cioè, quindi la vede molto utopica, quello che anche ci arrivano i messaggi che stanno arrivando, dicono non è possibile, non è realizzabile, è così secondo lei? Cioè che risposta concreta vuole dare? Ci arriveremo naturalmente, perché noi abbiamo visto nell'evoluzione storica, per esempio dalla fine della Seconda Guerra Mondiale alla situazione attuale, nel mondo gli stati sono passati da 70 nel 1945, oggi nel mondo ci sono 200 stati. Abbiamo visto che nell'Europa stessa, nell'ultimo ventennio, c'è stato un fiorire dovunque di nuovi stati, pensiamo alle repubbliche baltiche, alla Cechia, alla Slovacchia, ai Balcani, al Montenegro, pensiamo nel mondo a quello che è successo nel sud del Sudan e al nord del Sudan, pensiamo a quello che sta per succedere nel Regno Unito con la Scozia che giustamente rivendica la propria sovranità. Pensiamo alla realtà spagnola, ai catalani, ai baschi, pensiamo alla stessa Francia. Dove... Ma ci vogliono tanti soldi, perché al di là degli esempi che esistono, che magari sono creati in altri momenti, questi sono luoghi comuni. La tendenza a creare nuovi stati è sempre stata dettata esattamente dal problema opposto, nel senso che questi grandi stati nazionali di dimensioni esagerate, nati sostanzialmente nell'Ottocento, creando degli stati artificiali al fine di avere a disposizione più truppe, no? Perché sostanzialmente il motivo era quello, no? Avere tanti soldati da mandare contro il nemico. Ma adesso, in questo momento ben preciso, è fattibile? Lasciamo stare la storia. Io vorrei sapere, perché i nostri spettatori vogliono sapere, ma adesso secondo lei il fatto anche che magari un Veneto si faccia capofila, portavoce, mi fa piacere che la signora abbia riconosciuto nel territorio del Veneto una regione leader da questo punto di vista. Prima il Veneto è stato paragonato a San Marino, però attenzione, andiamo a vedere qual è il prodotto interno lordo. No, infatti non c'è confronto, ho detto, sappiamo che la Venezia storica, quindi prendendo anche le province di Brescia e di Bergamo, se andiamo a calcolare insieme al Veneto il prodotto interno lordo di questo territorio, signori, questo ipotetico Stato entrerebbe nei G20 e se permettete sarebbe imbarazzante andare dall'attuale 20° e dirgli per favore devi uscire perché sono arrivati i veneti. Ecco, questo, cioè, stiamo facendo discorsi di questo tipo. Quindi si tratta di macro realtà economiche che non hanno nulla di piccolo, ma sono in realtà delle grandi potenze che potrebbero addirittura entrare nei G20. Cioè, nessuno lo dice, lo dico io, è così. Va bene, benissimo, no, questo appunto che volevo che si arrivasse a concludere, perché sennò dopo non c'è chiarezza nelle risposte. Poi sicuramente, Panto. Sulla cassa integrazione in deroga, vuoi sapere il mio punto di vista? Io sono sostanzialmente favorevole. C'è una situazione di crisi che non si è mai verificata. Nel XX secolo abbiamo avuto 2 guerre,
ci sono le persone che hanno vissuto queste due guerre, che sono le persone che adesso hanno 85 anni, che ci riconoscono come nella loro vita non hanno mai visto un periodo storico come quello che noi stiamo vivendo in questo momento, dove i giovani non hanno speranza per il futuro, né di avere una pensione né di avere un lavoro. Chi in questo momento si trova nelle condizioni che il lavoro lo sta perdendo deve essere messo nelle condizioni di poter superare questo particolare momento di difficoltà. Quindi io sto, tra virgolette, e può essere anche quasi un atteggiamento controcorrente, quello mio, che è quello dell'impresa, dalla parte dei sindacati. Quello che ancora non vedo nei sindacati è la consapevolezza che oggi in questo territorio e in questo tempo ci sono le persone che stanno dalla parte della produzione e le persone che stanno dalla parte della non produzione. Queste dovrebbero essere secondo me le due categorie sociali principali. E sarebbero... Non mi sembra che i sindacati in questo momento non sono ancora convinti di stare nella stessa barca dell'impresa e dell'imprenditore. A volte ci sono troppe contrapposizioni da questo punto di vista. Per rispondere al telespettatore che parlava di rinchiudersi, di creare un piccolo Veneto che non sarebbe competitivo con il resto d'Europa. Signori, dove viviamo? Oggi c'è l'Europa, c'è la libera circolazione di uomini, mezzi e capitali. Il fatto che io sia in Veneto, in Norvegia, in Francia, in qualsiasi altro paese non costituisce più un problema. Quindi non vedo quale sia il problema a rendere il Veneto quello che potrebbe essere per esempio la Norvegia. Noi sappiamo che la Norvegia è un paese di 5 milioni di abitanti che ha un prodotto interno lordo medio di 40.000 euro a testa, quando noi siamo quasi alla metà. Non vedo che problema ci sia a trasformare il Veneto in una realtà come Singapore. Singapore ha 5 milioni di persone, ha un porto dove c'è un flusso commerciale che è tra i più alti del mondo. Noi sappiamo che l'Europa in questo momento si sta spostando verso est. La posizione del Veneto è una posizione geopolitica particolarmente favorevole per attingere ad una situazione di sviluppo che andrà a abbracciare tutti i paesi dell'Europa orientale e in cui noi ci vedremo automaticamente catapultati. Il Veneto, Venezia, la zona metropolitana di Venezia con attorno le proprie città può diventare la Istanbul moderna dell'Occidente, come adesso esiste la Istanbul dell'Oriente. Non c'è nessun problema da questo punto di vista. Chiarissimo. Da lei, Gianluca Panto, che cosa sostanzialmente si può fare per far sì che il nostro paese, si diceva prima in Folone, non sarà più quello di prima, va bene, non sarà più, però si salvi. Dove si salvi meno l'impresa e il lavoro vuol dire si salvino le persone, perché altrimenti andiamo a finire veramente male. Serve una terapia d'urto. Che la vede come? In che termini? Lei l'ha discusso prima. Noi abbiamo un modello politico che è molto semplice, che è quello di creare degli stati più piccoli, di 5-10 milioni di persone, chiamateli stati, chiamateli regioni, chiamateli come volete, noi li chiamiamo stati. Quindi non solo nel Veneto ma anche altre regioni, quindi dopo è chiaro che noi non vogliamo avere noi abbiamo tutto l'interesse che il Veneto si trovi a confinare con delle regioni sviluppate, quindi non è che vogliamo la morte degli altri, riteniamo che il nostro modello sia duplicabile, replicabile in tutto il resto dell'Italia, sud compreso, dove abbiamo visto che questi modelli sono stati messi in atto, che ne so, per esempio in Svizzera, in Cechia, in Slovacchia. C'è stato sviluppo, ha funzionato e quindi non vedo perché noi dovremmo continuare con questo modello, che comunque è un modello italiano di Stato mastodontico, centralista, che è stato pensato nell'Ottocento, 2 secoli fa, in una situazione storica completamente diversa, perché tenere in piedi questo
questo gigante che consuma di più di quello che riesce a produrre. Bisogna creare strutture snelle, vicine ai cittadini, questo consente di essere molto più efficienti dal punto di vista della spesa pubblica, che è un punto dolente, perché sappiamo che le regioni, c'è tutta la teoria dei costi standard, della siringa che in Veneto costa 1, da Certo, altre quindi parti questa, costa secondo lei questa 5. può essere una soluzione praticabile. Voi la state studiando Noi scientificamente. la stiamo studiando scientificamente, stiamo avendo anche un buon consenso elettorale, visto che alle ultime elezioni abbiamo praticamente raddoppiato i voti, abbiamo anche fatto un sindaco con il 65% dei consensi nel Trevigiano. E non è populismo, perché noi rifiutiamo comunque le scorciatoie, cerchiamo e penso anche che ci riusciamo di portare contenuti nel nostro messaggio politico, azione e pensiero, tant'è che è nato perfino un movimento di pensiero internazionale che si chiama risoluzione44.org, dove una serie di pensatori, economisti, filosofi e imprenditori hanno preso il nostro modello e lo stanno esportando in lingua inglese in tutto il mondo.